Il tavolo di lavoro permanente del Friuli Venezia Giulia sulle società benefit ospita adesso Enrico Polloni dell'Università di Studi di Trieste, DEAMS, che ha condotto una interessantissima ricerca mettendo a confronto due territori europei. Il primo appunto è quello della regione Friuli Venezia Giulia e l'altro è quella della Renania Palatinato. Li ha messi a confronto sulla responsabilità sociale di impresa. Quindi Enrico Polloni, prego. Ascoltiamo con interesse. Buon pomeriggio a tutti, spero che l'abbiocco post pranzo non vi abbia ancora colpito, in caso ci può pensare alla mia presentazione, speriamo di no. Sono qui per presentare questo mio progetto di dottorato, quindi non ho ancora completato il mio percorso, rimane ancora un anno e quindi anche questa ricerca si basa su alcuni dati che stiamo raccogliendo ancora adesso. Però già i risultati parziali erano molto interessanti e quindi presentarli qui sicuramente spero che possa essere interessante anche per tutti voi. Come potete intuire dal titolo e anche dalla presentazione, il progetto si basa sulla raccolta di dati da imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia e della Renania Palatinato. Ci siamo concentrati in particolar modo sulla sostenibilità sociale. E niente, quindi proseguendo la presentazione, all'inizio spiegherò un po' di noiosa teoria molto breve, per poi andare a concentrarmi su alcuni dati e grafici che abbiamo raccolto che possono sicuramente essere interessanti anche visivamente da osservare. Quindi l'obiettivo del progetto, che è in collaborazione con l'Agenzia del Lavoro Sviluppo Impresa, è quello di esplorare le dinamiche riguardanti le azioni di sostenibilità sociale, azioni e collaborazioni che svolgono le imprese e di capire anche qual è il ruolo dell'amministrazione pubblica nel favorire e sostenere queste collaborazioni, queste azioni di sostenibilità sociale. Per farlo siamo andati in due regioni europee, una il Friuli Venezia Giulia, l'altra la Renania Palatinato in Germania, e ci sono varie domande di ricerca che ci siamo posti, in particolar modo se le imprese ritengono che fare azioni di sostenibilità sociale porti un valore aggiunto alle imprese ma anche di valore pubblico e se ritengono le imprese che il ruolo delle amministrazioni pubbliche possa essere importante nel favorire il fatto che queste imprese svolgano azioni o collaborazioni di sostenibilità sociale. Come siamo andati a farlo? Abbiamo inviato dei questionari alle imprese manifatturiere in Friuli Venezia Giulia e anche in Renania Palatinato e in questi questionari abbiamo posto delle domande aperte, per lo più chiuse ma anche aperte su appunto le domande di ricerca che ho appena elencato. Ora, perché è importante? Perché soprattutto anche in ambito accademico negli ultimi anni ci si pone molto il concetto di coproduzione di valore, sia il pubblico sia privato, e questo può essere raggiunto anche in termini ad esempio di Agenda 2030, di sostenibilità eccetera, attraverso la collaborazione tra imprese, enti pubblici o altre organizzazioni, terzo settore eccetera. Quindi attraverso questo interesse ci siamo posti le domande poi successive sulla sostenibilità sociale in generale e sulle collaborazioni. Quindi per coloro di voi che non sanno esattamente dove si trova la Renania Palatinato, immagino che ci sia qualcuno, il Friuli Venezia Giulia è la regione piccola in rosso che vedete sul mare Adriatico, la Renania Palatinato è quella un po' più grande, diciamo tenete a mente il 3 come numero, cioè la Renania Palatinato è 3 volte grande del Friuli Venezia Giulia e anche la popolazione è 3 volte tanto quella del Friuli Venezia Giulia. Ciononostante ci sono parecchie caratteristiche in comune, il fatto che siano entrambe regioni di frontiera, la Renania Palatinato confina con Lussemburgo, Francia e Belgio, e anche dal punto di vista dei settori industriali sono abbastanza simili, hanno le loro nicchie, le loro peculiarità, però tutto sommato agroalimentare, meccanica, eccetera, sono industrie molto importanti in entrambi gli stati. Ora, noi siamo andati quindi a inviare questo questionario a 1000 imprese nel Friuli Venezia Giulia, imprese manifatturiere. Il tasso di risposta è stato molto buono, attorno al 12%, che sembra poco, ma su studi simili va dal 5 al 15%. Diciamo che questo è quindi un 12% è abbastanza buono, anzi direi buono, e oltretutto, essendo lo studio ancora in corso, dobbiamo ancora inviare altri reminder alle imprese.
Abbiamo provato a replicare la stessa cosa in Redania Platinato e come potete vedere il tasso di risposta, sebbene abbiamo fatto meno reminder, in Friuli Venezia Giulia 3,4, in Redania Platinato soltanto 1, il tasso di risposta è ancora piuttosto basso, siamo attorno al 2, però è comunque significativo, quindi ve lo mostrerò poi con le risposte. Bene, comunque sto parlando di imprese manifatturiere, ma dove sono le società benefit in tutto ciò, ovviamente, dato che è il tema del panel. Dato il buon risultato sul tasso di risposta del Friuli Venezia Giulia, abbiamo inviato anche il questionario alle società benefit che operano in Friuli Venezia Giulia, da un elenco che ci ha fornito l'Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa. Si tratta di circa un centinaio, 97 imprese, società benefit, e il tasso di risposta del questionario è molto più alto, siamo quasi il 30%. Quindi quello che adesso vi mostrerò qualche grafico, ciò che sentirete spesso come mantra è prima ovviamente Friuli Venezia Giulia, Renania e poi la domanda e le società benefit, e a quel punto vedremo come si collocano le società benefit che operano in Friuli Venezia Giulia rispetto alle imprese manifatturiere della Renania Palatinato e a quelle del Friuli Venezia Giulia sulle domande che abbiamo posto nel questionario. Ad esempio, leggermente tagliata, ma si riesce a leggere lo stesso, l'amministrazione pubblica, questo abbiamo chiesto durante il questionario, se erano d'accordo o in disaccordo con questa affermazione. L'amministrazione pubblica gioca un ruolo importante nello stimolare azioni di sostenibilità sociale da parte delle imprese. Notiamo già una differenza interessante tra Friuli Venezia Giulia e Renania Palatinato, laddove in Friuli Venezia Giulia generalmente le imprese manifatturiere sono concordi con questa affermazione, cioè ritengono che l'amministrazione pubblica in effetti possa giocare un ruolo importante nello stimolare azioni di sostenibilità sociale. In Renania Palatinato le opinioni sono un po' più eterogenee, ci sono anche numerose aziende percentualmente che ritengono che questo non sia vero, che l'amministrazione pubblica del land della Renania Palatinato non favorisca, non sostenga azioni di sostenibilità sociale da parte delle imprese. E le società benefit? Le società benefit che operano in Friuli Venezia Giulia, in rosso in questo caso, sono più concordi con questa affermazione anche delle imprese manifatturiere stesse che operano in Friuli Venezia Giulia. Quindi se le imprese in Friuli Venezia Giulia considerano importante il ruolo dell'amministrazione pubblica, per le società benefit questo ruolo sembra essere ancora più importante per loro, cioè ritengono che l'affermazione sono fortemente d'accordo con l'affermazione. Un altro esempio è la domanda se hai mai sentito la tua regione o il tuo Stato federale, nel caso della Renania Palatinato, parlare di sostenibilità sociale. In Friuli Venezia Giulia 2/3 delle imprese hanno sentito parlare la regione Friuli Venezia Giulia di sostenibilità sociale in qualche occasione. Nel questionario la domanda era posta leggermente diversa, mettevamo un dato sugli anni, cioè quando è stata l'ultima volta che hai sentito parlare della regione Friuli Venezia Giulia di sostenibilità sociale. Quindi il verde è un dato aggregato che va anche a comprendere magari imprese che hanno sentito parlare l'ultima volta della regione Friuli Venezia Giulia di sostenibilità sociale 5 anni fa magari. Però comunque un dato positivo sicuramente. Anche in questo caso c'è una differenza interessante con la Renania Palatinato, laddove 3 imprese su 4 non hanno mai sentito il land della Renania Palatinato parlare di sostenibilità sociale. E le società benefit? Le società benefit, come potete vedere, la comunicazione istituzionale sul tema sembra essere molto forte in Friuli Venezia Giulia, addirittura per le società benefit ancora di più. Stiamo parlando di 4 imprese su 5 di società benefit che operano in Friuli Venezia Giulia hanno sentito la regione Friuli Venezia Giulia parlare di sostenibilità sociale. Quindi sembra essere che le società benefit, ovviamente magari anche per interesse proprio, sono molto più interessate o comunque sentono più spesso parlare la regione di questo tema. Andando avanti, abbiamo chiesto se l'impresa stessa, a cui abbiamo posto il questionario, ha mai intrapreso azioni di sostenibilità sociale negli ultimi 3 anni. Ora, dalle domande precedenti, dove si vedeva che le imprese della Renania Palatinato non hanno mai sentito parlare lo Stato federale di sostenibilità sociale, ritengono che lo Stato federale non promuova, non favorisca azioni di sostenibilità sociale, ma in questo caso vediamo che le imprese della Renania Palatinato svolgono più azioni di sostenibilità sociale rispetto a quelle del Friuli Venezia Giulia. 3 imprese su 5, quindi il 60% delle imprese tedesche manifatturiere ha svolto azioni di sostenibilità sociale. D'altro canto in Friuli Venezia Giulia circa 50-50, un po' meno, il 44,54%,
ha svolto azioni di sostenibilità sociale, però una maggioranza relativa non ha mai svolto, di imprese manifatturiere in Friuli Venezia Giulia, azioni di sostenibilità sociale negli ultimi 3 anni. E le società benefit come si classificano? Beh, in questo caso l'80% delle società benefit che operano in Friuli Venezia Giulia ha svolto azioni di sostenibilità sociale negli ultimi 3 anni. Quindi un dato che va a superare anche quello dell'Arena Palatinato, che prima magari era in tendenza superiore con quello del Friuli Venezia Giulia per le 2 domande che abbiamo visto prima, ma che in questo caso va oltre. Sempre 4 imprese, società benefit su 5, hanno svolto azioni di sostenibilità sociale negli ultimi 3 anni. Poi abbiamo posto una domanda sulle tematiche. La sostenibilità sociale, come è stato anche ripetuto questa mattina, può essere divulgata e definita in vari modi. Ci sono tutta una serie di tematiche che ricopre anche abbastanza eterogenee tra di loro: istruzione e formazione, sicurezza intesa come safety o come security, ci sono impatto culturale sulle comunità, eccetera. Quindi noi all'interno del questionario abbiamo posto, ok, le azioni di sostenibilità sociale che avete fatto, quali tematiche sono andate poi a ricoprire? Ora, c'è una differenza percentuale tra le due. Cosa notiamo è che in Friuli Venezia Giulia tendenzialmente le percentuali stanno sempre attorno al 25-37% di massima. Questo va a indicare che tendenzialmente le imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia svolgono magari sì azioni di sostenibilità sociale, ma magari solamente per 1 o 2 tematiche. E comunque non c'è una grossa differenza tra tutte le tematiche, quindi semplicemente svariano su tutto il tema. D'altro canto le percentuali sono più alte per le imprese manifatturiere dell'Arenania Palatinato. In questo caso, ad esempio, il 60% delle imprese dell'Arenania Palatinato che fa azioni di sostenibilità sociale dice di aver fatto azioni che riguardano la tematica di governance e pratiche etiche, salario equo, benefici sociali, orari di lavoro, eccetera. Le percentuali sono più alte, quindi tendenzialmente le imprese manifatturiere in Germania dell'Arenania Palatinato fanno azioni che ricoprono più tematiche. E le società benefit? Beh, le società benefit seguono il trend tedesco, ma con percentuali ancora più alte e anche una grossa variazione. Le società benefit che operano in Friuli Venezia Giulia, il 73% di queste, che fa azioni di sostenibilità sociale, ha fatto azioni su istruzione e formazione, quindi sostegno a programmi di formazione per i dipendenti. Notiamo però che c'è una grande varietà tra le percentuali, ad esempio solo il 30% delle imprese che ha fatto azioni di sostenibilità sociale, delle società benefit, ha fatto azioni che riguardano diritti umani o la sicurezza intesa come safety. E quindi una grossa differenza. Questo ci indica che tendenzialmente le società benefit in Friuli Venezia Giulia fanno azioni di sostenibilità sociale mirate su certe tematiche, le ricoprono comunque tutte, però ci sono dei picchi particolari di certe tematiche che fanno più o meno tutte le società benefit che siamo andati a intervistare con il questionario. Un'ultima è questa: le azioni di sostenibilità sociale intraprese dall'azienda hanno comportato la collaborazione con altre organizzazioni o entità. Abbiamo visto in 2 slide precedenti che le imprese manifatturiere dell'Arenania Palatinato tendono a fare più azioni di sostenibilità rispetto a quelle del Friuli Venezia Giulia, però d'altro canto nel realizzare azioni di sostenibilità sociale le imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia tendono a collaborare di più con altre organizzazioni. Anche in questo caso all'interno del questionario la domanda era posta leggermente diversa, nel senso che chiedevamo specificatamente con quali organizzazioni. Non è mostrato qui, ma tendenzialmente tendono a collaborare soprattutto con associazioni, enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, anche università in qualche caso. Comunque, pur facendo più azioni di sostenibilità sociale in Germania, le imprese manifatturiere tedesche sembrano collaborare di meno rispetto a quelle del Friuli Venezia Giulia. Un altro dato interessante. E le società benefit? Le società benefit che operano in Friuli Venezia Giulia per il 90% collaborano. Quindi per ogni impresa che fa azioni, diciamo 9 imprese su 10 che fanno azioni di sostenibilità sociale, collaborano con altre organizzazioni.
Quindi sicuramente un dato anche questo interessante, sempre in aumento rispetto a quello del Friuli Venezia Giulia in questo caso, e un altro dato che si aggiunge a quelli finora detti. Ora, facendo un breve riassunto, quindi questo risultato parziale finora di questa ricerca fa intravedere che sembra che in Renania-Palatinato le imprese hanno meno sentito parlare del proprio Stato federale di sostenibilità sociale. Ritengono anche che lo Stato federale non possa favorire azioni di sostenibilità sociale da parte delle imprese, al tempo stesso però fanno più azioni di sostenibilità sociale. In Friuli Venezia Giulia il contrario, quindi sentono parlare di più la regione Friuli Venezia Giulia di sostenibilità sociale, percepiscono la regione come importante nel favorire la sostenibilità sociale, quindi azioni di sostenibilità sociale da parte delle imprese, ma al tempo stesso fanno meno azioni di sostenibilità sociale rispetto alle imprese tedesche in Renania-Palatinato. Dal canto loro, comunque, le imprese manifatturiere in Friuli Venezia Giulia tendono a collaborare di più quando si tratta di fare azioni di sostenibilità sociale. E per un'ultima volta, le società benefit tendono ad essere più o meno, potremmo dire, migliori in tutto, nel senso che percepiscono l'importante ruolo dell'amministrazione pubblica regionale, sono propense a fare più azioni di sostenibilità sociale, tendono a collaborare di più, lo fanno comunque su molte tematiche, quindi questo sicuramente è il dato più interessante confrontando sia Renania-Palatinato che le società benefit in Friuli Venezia Giulia. Ora, io ho concluso, sono anche parecchio in anticipo, quindi vi ringrazio, se c'è qualche domanda, altrimenti concludo anche. A posto. Grazie.